Superstrada Pedemontana Veneta. Secondo l'ultimo cronoprogramma della regione, entro dicembre sarà pronto il collegamento con la A27, mentre a marzo del 2023 ci sarà quello con Montecchio Maggiore. Allora sarà quindi possibile percorrere l'intera arteria da Spresiano fino appunto al comune vicentino, senza passare per la viabilità ordinaria, in una quarantina di minuti. Eppure ad oggi la superstrada, almeno il tratto completato, è poco utilizzata da automobilisti e camionisti. La ragione è una sola, secondo gli autotrasportatori che macinano ogni giorno centinaia di chilometri, ed è quella dei costi, pedaggi troppo alti per giustificare il transito. Oggi, se si deve pagare quel costo là con, i pedaggi, risultano molto penalizzanti. Allora, ovvio che se uno pensa che ha 10 minuti di differenza per andare sulla strada normale e magari spende, come nel caso di un autotreno, 18 € per andare fino a Vicenza, beh, ci pensa 2 volte, per 10 minuti 18 € ci pensa. La soluzione, secondo gli autotrasportatori, è una sola: ridurre i pedaggi. Se riusciamo a fare degli sconti, come è stato fatto anche sul passante, riusciamo ad avere degli sconti per i vicinanti, per, i veneti, per i trevigiani, non lo so, si potrà pensare in qualche maniera, ovvio che si potrà avere un traffico molto più che raddoppiato.